Tra il governo giallo-verde e il governo giallo-rosso, per quanto riguarda la zona economica speciale, c'è un'unica differenza grande, che nel governo giallo-verde il ministro per il Sud era un ministro del Movimento 5 Stelle e che abbiamo portato a fare un ragionamento grazie anche a tanti parlamentari e senatori di questo territorio, tra cui uno è ministro che è l'onorevole D'Incà, che ci ha aiutato tanto in questo progetto, e bisogna dirlo perché bisogna dare il merito alle persone e bisogna anche dire il demerito. Ora c'è un governo del PD che ha portato avanti sempre la ZES. L'ha portata nel 2017 per quanto riguarda il Sud, ha riconosciuto al Nord la zona logistica semplificata, io dico una presa in giro, e invece ha portato avanti, quando c'era il governo giallo-verde, una serie di emendamenti perché si è reso conto che la zona economica speciale serviva a tutto il Nord. Il PD non ci può dire non sapevamo, perché il PD sa, l'ha scritto, l'ha fatto col governo Gentiloni e sono contento della coerenza del sottosegretario per Paolo Baretta, perché lui l'ha seguita in prima persona e lui sa benissimo quelle che sono le sfaccettature anche dal punto di vista delle potenzialità, e pertanto io al sottosegretario per Paolo Baretta dico grazie.